Sono proprio fiero di essere veneto, di Sopolaro e adoro le tradizioni. Oh, buono sto caffè, sa. Ma alla fine del mondo, Ennio sei il numero uno, Fioi. Proprio. Paga te, paga. Grazie. Tiente tutto, Siete tanto tutto. una volta è scherzo. Vediamo, non è che la giga aspetta. Aspetta, prima chi arriva. Come si? Via. Mi pare che sia quella là, sì. Macchina di merda che ha. Effettivamente. Ma che stiamo dentro? Dolarissimo. Che noi in gama. Ma che sia 4x4? No, 4x4 no. 4x4 sì, no, che tirerà una roba. Monta avanti. Devo Fioi, su! Dai, su. Dai che sei tardi! Ma cosa fa? Non ho fatto niente. Ma fammi! No, non era niente. Sono dai, carico. E ti tiri il sabbione prima mattina! Non era sabbione. Guarda quella testa, sta qua Fioi, non si fa ste robe! Era occhi. Occhi, sei chi che te crede! Dai, ho fatto una riga però non sento niente. Io Bonnie, se vede. Buongiorno a tutti, nuova puntata di karaoke venetissimo. Oggi qui con noi. John Siedei. Come ti chiami? Noi facciamo Daniele Nordio alias Giovanello. Il capo del battello. Yes. Dietro che abbiamo? Dietro abbiamo Mr. Creep E Cartobain. No, come Cartobain. Allora abbiamo Loris Valerio alias Creepy Clapper. Filippi Clapper. E? E Per sosia di Angelo Duro. Esatto. abbiamo da trio Uguale. Edoardo, detto Gold Member alias Ganja Man. Ah sì, il nuovo paladino della giustizia che avevamo a Ciosa. Come sono nati i John Siedei? John Siedei sono nati da una folgorazione che ho avuto nel 2008 in Svezia. In Svezia? In Svezia perché c'era sto tra amici svedesi, si usava dirsi voilà Illy Billy Six Fingers, che vuol dire Billy che viene dalla campagna con Siedei. Diversamente abile praticamente, perché una volta che c'erano queste famiglie numerosissime che avevano anche rapporti incestuosi tra cugini, roba così, nasceva sti film un po' strani. Una volta ridendo scherzando uno mi ha detto Giovanello Siedei. Giovanello da Siedei, John Siedei, voilà John Siedei, questo però lo scrivono in inglese, non vuol dire John vedo un giorno, perché è scritto anche sbagliato. E no, sono nati John Siedei nel 1° gennaio del 2009. Il 2009 sono nati, il 1° gennaio del 2009 sono nati cose, uscivo da due gruppi, una rhythm and blues band gigantesca, Mr. Loris, MLSP, vuol dire Mr. Loris, Case Quadradrio e i compagni de merende. Sono scritti in inglese Mr. Loris and the Snack Partner. Sì, e piadine una volta, ciao. E una volta siamo a scie piadine, una volta sto qua. Ero trovato all'epoca che c'era, Wood, che è il nostro scomparso Wood, dopo che c'era Camorani al basso, Tiziano Bosco al quale batterista, e dopo che c'era Mauro, Mr. Moonroad, e Mauro che ha collaborato a fare l'ultima canzone che abbiamo dedicato al Wood, e basta, insomma, c'erano noi altri, mia chitarra, il Wood alla chitarra mia e voci, e ho fatto questo progetto, ho messo a fare un progetto di un gruppo che facesse roba in dialetto ciosotto, e azienda abbastanza grande perché insomma siamo partiti abbastanza in tromba, dopo qualche anno qualcuno se andava via, qualcuno se resta. 4 anni fa circa siamo andati sotto contratto con la Grande V Records. Salutiamo! Ciao Grande V, ciao Fioi, ciò Erma, ciao Rumatera, tutti Ciao, i Fioi, i Buio. gruppi della Grande V Records, è una grande famiglia, praticamente si fa un mondo dei ridi. Ho fatto 3 dischi ad attivo, il primo disco è stato un esperimento che è introvabile, il disco, non vedo neanche me. Non vedo, mia madre che non ha la copia ma non me la vuole dare. E abbiamo fatto il primo disco, un esperimento, sì, canzoni in dialetto, che sono anche canzoni in inglese e anche in spagnolo. Anche in spagnolo? Sì, è una canzone che si chiama El Vuelo de Fuego. Ho fatto sto disco, avevamo fatto mie copie, avevamo bruciato subito. E difatti dopo siamo andati a registrare il secondo disco, molto più complesso. Stefano Pivato, erano Shoes. E praticamente là abbiamo conosciuto i Rumatera e che avevamo fatto la proposta si voleva produrre il disco. E ascolta il disco, si è fatto un mondo dei ridi e ne ha prodotto il disco. Siamo entrati con la Grande V Records, avevamo attivo, non so, qualche migliaio di date, insomma, ho sempre suonato, anche se ultimamente si suona un po' meno, ringraziando i nostri politici perché ne fa stare il mondo del me, sente il mondo del Sky, e puoi venire a vederne. Beh, ora diciamo ai bar, quelli che ne guarda. Certo. Che se qua i John Siedei, chi si è pronti a far casino. Dappertutto, noi altri quando andiamo a fare i nostri mega concerti, anche quest'estate tutti i locali che non sono ha fatto il record e sente che bevi.
Anche se venivano cammina cosa una sera. I suoi dei magazzini ogni volta, ciò che mi ricordo che ti sei venuta. I suoi dei magazzini non va bene, fa un mondo di complimenti, ti fa un mondo di bordello. Niente, sono uno sporco di lavoro, ma spiace saperlo fare, insomma. Ecco. Perché fare limona non si facile, non si facile. Fa niente, bisogna nascere che. Oddio, nato mona no, però. Date gas! Con gli amici, con chi che sei, che demo il gas, finché che ne, con il gas, sempre di più. Dai che gas! Frena che si finisce la strada! Gas, 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 gas! Ma per fare manovra ti spassi come della radio, non capisco. Sì, perché io vedo meglio, ho manco distrazione. Ho tutto concentrato nei sensi sulla manovra da fare. Ma sti cotti stu portare di lì a fare cosa, sti qua, poi non sali a casa. Ma la banda che noi andiamo avanti da quanti che siamo. No, sì che tiene una macchina di merda, quello sì, fieri di cavallo. Che ti butto sopra il canale. No, non sta a offendere la panda. Vabbè, non offendo la panda. Ecco. Sento che ti sento stesso. Poi vediamo di Drio. Sì. Domanda che c'hai, cosa facevo? Da quanto tempo senti già Guarda, chi sei sto qua? Cosa fai tu? Chi sei tu? Allora, mi sono la chitarra, però mi ho dei superpoteri che effettivamente con i miei amici ti sa acciosa e dice che sei sta pizzeria che siamo un fiamma baruffanti. Ah, non sei vero. Della serie, se tu mai venuto a mangiare a casa mia. Se tu mai venuto a casa mia a parlare mai c'è che ti verso come una caloccia, ti verso come una caloccia, non la per il culo che ti va tanto in alto che se non ti ha un panino scarsera ti morì di fame prima di toccare terra, faccia de merda. Ciao, Ecco, e quando che arrivo mi seguite tutti. Si chieta tu. Ciao, a si cancia, un chitarrista, ma abbastanza bravo. Oh, là. Poi in fianco c'è un altro chitarrista, un fiammanco bravo. Però imparare da ero. Però imparare da io. E difatti era un famoso che dice: disgraziato quell'alunno che non supera il suo maestro. Un giorno zero disperavo, sono da Sant'Anna con 3 lire, mi ha detto Lori via che te impari le canzoni, ti ricordi? Ciao! C'era un mondo in paranoia, da che momento era. Basta, non si cambia tutto. Piende figa, disastro, proprio robe grandi. Cioè se ritornai John C. Day perché avevamo una battuta d'arresto, ti sa che il nostro amico Wood si è scomparso tragicamente, il nostro fratello, che è stata una battuta d'arresto non indifferente, dopo siamo ripartiti in tromba. Abbiamo pubblicato l'ultimo disco che si chiama Al Crimine, che è il primo disco che abbiamo prodotto da Grande V Records, c'era rispetto fuori. E dopo noi altri avevamo fatto 6 canzoni con il Wood e abbiamo portato a termine questo progetto. Abbiamo fatto l'ultimo disco che si chiama Al Crimine. Al crimine. Molto più rock, l'altro era più funky, funcheggiante. Vai di distorsioni! Ah, che bella! Questa è la mia preferita. Questa qua ti la dedico, questi numeri che ti fa per strada. Voi altri in 3, voi altri in 5 perché la verità è che la Maica è la Maica che sta. E se fermo la guerra per fare la fattura con l'energia nasale che rate in ciode per rate trasforme in un robot enorme con le bucele che non sa di cosa che le fa. Doghe, doghe, e porta un altro spiso, doghe, ma mi non ti capisco, ma doghe, allora leghe in 3, leghe in 3, daghe, 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 caccio una fia, ma il mojito me porte via, ma la macchina, e leghe in 3, daghe, 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 daghe. E il vassoio dove sei? E il vassoio, ancora con sto vassoio, basta! Che buona sta roba, ciao! Chi cani e spacchi tutto, devi tu comprare! Leghe in 3, arriva a mezzo tocco, tirare fuori il piatto caldo, tira. Questa è la tua. Sono Giovanello, il capodello, bello, sentiamo stare con me, ti sei fuori del cervello, sentiremo 100 euro.
il Marcello, il Cotello, cose di Marcello. Nel mio canale se grattivo le male, sotto il battello e lo potevo misurare. E devo 100 euro e nello giusto col battello. Guarda il cervello ne fa un bordello. Adesso è il giovanello, è il capo del battello. Questa è una canzone che avevamo dedicato a tutte le mamme del mondo. Tutte le mamme. Ciao, con che capelli mi voglio dormire e mi ha detto che ti sei un fianco sì. E sarò anche sto morto di fame, ma su anche re delle banane, che coste donne quale va sempre peggio. Ma le scrivi tu tutte le canzoni? Praticamente sì, parte tutto da un riff di chitarra, che roba là, parte la canzone e dopo man mano come che va la canzone, la musica mi ispira, scrivo. Naturalmente i fioi se mi danno anche d'ori, cioè nel senso se troviamo e magari mangiamo a casa mia, fa un esempio, d'ori spara a cagare e mi scrivo. Siamo io a lavorare l'ultimo video, ho fatto tanti video, ne trovi in YouTube. Che sono anche a me? E che c'è anche io. Vieni ai nostri concerti, crimine, mi raccomando, è la droga, sia stare anche a te, basta drogarsi! Basta robe, dica che non si Non fa! si droghe, fioi, non conta niente, sono andai con snowboard, con la moto a cross, dica il gas, figura che vuoi, qui è vera droga, qui è droga, la pesca, E la musica è la vera droga. e trombè, Fioi, ci vediamo alla prossima puntata! al crimine!